Pepe, cosa stai facendo lì? C'è il sole, hai visto? Vuoi uscire? Vuoi uscire un po'? Vuoi uscire un po'? Prego. C'è il sole. Cioè, da non credere. Come cambia il meteo qua in montagna, mamma mia. Il sole. Per questo secondo vlog di settembre vi faccio vedere un aggiornamento intanto, perché uno è pronto, quindi ve ne faccio vedere uno, e riguarda qui l'esterno, quindi il poggiolo. Intanto qui potete ben notare che le sedie sono marroni, marrone scuro, e anche il tavolo. E ho messo questa tovaglia che avevo già messo l'anno scorso, poi l'avevo tolta, avevo rimesso quella vecchia, mi piace, sta molto bene con il marrone scuro, e quindi ho rinnovato il legno qui intanto di tavolo e sedie. Ho rinnovato il legno anche di questo sgabello, è diventato già molto più chiaro qui, e qua sopra devo dare una seconda mano, ne ho data solo una, quindi comunque è di questo marrone. Infatti vedete che sopra è diverso, perché devo dare l'altra mano di impregnante, che è diverso rispetto a quello che allora, quello che ho messo sotto è diverso rispetto a questo. Questo è quello che ho dato alle sedie praticamente. Quello che ho dato sotto invece è quello che ho usato per colorare la cassapanca con la paretina. E qui c'è la mensolina, non ho ancora messo niente sopra, ma perché fa anche tanto vento, quindi devo mettere qualcosa che poi stia fermo, che non cada, che non faccia danni. Però intanto ho fatto così. No, è più scuro rispetto a quello che vedete voi. Lo vedete un po' più chiaro, come sempre. Beh, qua qualcuno non vuole stare fuori, ma vuole stare comunque all'aria, quindi si piazza davanti alla porta. Pipo, ti apro un po' così puoi uscire, perché sennò Pepe non ti fa passare. È andato a mangiare? Dai. Quindi questo è l'aggiornamento del poggiolo. Poi vi farò vedere il resto man mano, insomma. E via. E oggi non sono in piena forma, mi vedete un po' abbattuta, ma perché non sto tanto bene. Sono un po' così così. Non so cosa mi sta succedendo, comunque non sto benissimo. Ma guarda che cielo spettacolare. Per me è veramente bello. È cambiato totalmente da come era prima. E adesso tengo un po' aperto così passa aria. E altre cose... Basta. Tenete conto che sto registrando ad agosto, quindi ecco, tenete presente questo mano a mano. Per quello vi ho detto mano a mano vi farò vedere gli aggiornamenti, perché ancora non ci sono stati dei cambiamenti, quindi i cambiamenti che ho intenzione di fare. E quindi mano a mano nei prossimi vlog verranno fuori, insomma. E basta. Un aggiornamento importante che forse vi ho già fatto vedere, vi ho anticipato senza dire niente, vi ho fatto vedere la dispensa. Chi mi segue su Instagram l'ha già vista, non nel dettaglio proprio, ma l'ha già vista. Penso di farvi un video a parte per la dispensa, perché voglio dedicarle proprio un video. È stato veramente un progettino che mi è piaciuto un casino, cioè rinnovarla proprio così mi è piaciuto un sacco. E poi adesso è tutto in ordine, mi fa venire anche voglia di fare le cose, cioè io so che è tutto lì in ordine, so dove trovare le cose, sono là, a portata di mano, mentre prima sembrava ordinata, ma in realtà non lo era così tanto. Qui ho un po' di piadine farcite, e queste devo aspettare che si raffreddino, che sono ancora un po' tiepidine, e basta. Avevo anche già lavato i piatti, ma questo è quello di Franza del pranzo. E io dovrei andare in farmacia, devo andare a fare un po' di spesa in farmacia perché sono senza medicine. Devo anche controllare se ho tachipirina. Tachipirina di solito io la compro online, perché se devo fare degli ordini online allora ne approfitto e compro anche quella, visto che si può. Però siccome devo andare in farmacia faccio prima a prendere tutto lì.
È qualche giorno che non filmo. Ieri sono stata malissimo, malissimo. Da ieri pomeriggio, dall'altro ieri in realtà ho un mal di testa. E devo aspettare che passi da solo perché con le medicine non passa. Ieri pomeriggio ho iniziato a star male con l'intestino. Era da tanto che non stavo proprio così male, cioè così male proprio per così tanto tempo non sono mai stata. Di solito mi dura qualche ora e poi va via. Oggi io sto ancora male, ho ancora male all'intestino, ho ancora dei crampi leggeri, ma ce li ho ancora. Ormai l'intestino è vuoto, la pancia piatta, io non so cosa sia stato. Siccome oggi sto ancora male, penso sia un virus a questo punto. Ci sono un po' così così perché ho la testa ancora pesante e ho sto intestino che mi fa diventare matta. Però è meglio di ieri pomeriggio, assolutamente, ma non mi fido a mangiare niente. Non ho niente in casa di... Ho tutta roba con fibre che già ho l'intestino sottosopra, se mangio delle fibre aiuto. E quindi non ho niente, ho solo dei crackers e basta. Infatti ieri sera ho mangiato solo un pacchetto di crackers e non mi ha dato problemi. La situazione è questa, è una domenica un po' strana. Oggi in realtà, vedete il mobile, quello vecchio, ecco, vorrei dargli una passata dietro perché ha la muffa. Vorrei dargli il prodotto, quello che ho usato anche sul muro della camera e anche sul muro della dispensa, che quello mangia la muffa e ti rimette a nuovo praticamente. Bisogna stare attenti ai materiali, però su legno si può usare, dipende dal tipo di legno. Questo è un legno così, quindi si può usare tranquillamente. E dovrei fare questo lavoro anche sulla cassettiera di Ikea che ho di là, perché anche quella ha la muffa, però è un lavoraccio. Sinceramente quella farei prima a cambiare cassettiera, ve lo dico sinceramente, perché quella ne ha avuta tanta muffa. Vedo cosa riesco a fare oggi. Se non mi vengono crampi troppo forti, riesco anche a fare qualcosa, e se no starò a riposo. Cosa devo fare? Ieri pomeriggio avevo iniziato a sistemare la scrivania di nuovo agibile perché non ci si arrivava. Ecco, questi cosi qua li ho tenuti perché questi qua sono comodi, anche se mi devo mettere in ginocchio per terra. Sono dei bei cuscinetti comodi e quindi li ho tenuti. Ecco qua, qui ha messo in risalto dove c'era la muffa. Comunque devo spruzzarne ancora secondo me, poi lascio agire, lascio qua di fuori che prenda bella aria, che poi prenderà anche il sole, quindi ancora meglio. E poi adesso mi stendo la biancheria. Guardate, rispruzzandolo, che roba. Questa è tutta la linea della muffa. L'ho spruzzato anche qua per vedere se ce n'era, ma non ce n'è. Allora, lunedì ho fatto un riso basmati che è venuto una favola, ma veramente buono. No, anzi non apro. Fuori è tutto nuvoloso, stamattina c'era un sole bellissimo, poi si è annuvolato tutto. Oggi però non è prevista pioggia, quindi infatti adesso si è un po' schiarito di nuovo. Dovrebbe rimanere così tutto il giorno, insomma. No, dovrebbe ritornare il sereno, spero. Comunque questo riso è venuto buonissimo. Misto per soffritto, pomodorini gialli, sempre immancabili, arancioni, gialli, insomma. Ci ho messo, in realtà avrei dovuto mettere solo una cosa, non tutte e due. Ho messo sia una ricotta, non so perché, cioè nel senso volevo fare solo con la ricotta. Poi mi è venuto in mente che avevo la panna al salmone, la panna chef al salmone. Ci ho messo quella, spezie, la salsa per i gyoza e ho mischiato il tutto, ci ho aggiunto il riso e è venuto una bomba, è buonissimo. Cioè, mi piace un casino, adesso lo vedete un po' colloso, chiaramente è un po' che l'ho preparato, anche se fuma ancora, ma è un po' che è pronto. Comunque è venuto veramente molto buono e ne mangerei a quintali io di questo. Poi qua ho altro riso che si deve raffreddare, poi lo metto in frigo.
che così questa è una base pronta e ci posso fare un sughetto e condirlo, insomma. E credo che comunque questo qua avanzerà. Per stasera invece ho preparato i toast, li ho messi qua sotto perché sopra non ho posto, di solito li metto di sopra, ma ho preparato questi, che così sono già tranquilla per la cena. Comunque sappiate che oggi mi sono dedicata, ho dovuto chiamare anche mio papà per farmi aiutare, perché da sola non riuscivo a capire come fare, ma scema proprio, non riuscivo a uscirne da sola, e infatti ho dovuto chiamarlo. Mi sono arrangiata a fare tutto tranne una stronzata del genere, assurdo. Comunque ho fatto il lavoro delle fioriere, quindi qua all'ingresso ci sono le fioriere adesso, chiaramente 2 sono vuote, 2... No, una è cassapanca, l'altra cassapanca devo ancora dargli l'impregnante, e quindi è la grezza. Avrei dovuto farlo prima, poi ho detto no, vado a far da mangiare e quindi non gliel'ho ancora dato. Ma comunque devo sistemarle perché, ahimè, siccome abbiamo la terrazza che va in discesa, non riesco a mettere tutto in linea, tutto alla stessa altezza. Beh, intanto comunque vi faccio dare una sbirciata. Ecco, basta. E non ho ancora finito, quindi lasciamo così. Qua socchiudo, se arriva bue, almeno è aperto. E boh, intanto questo. Non ho altri aggiornamenti. Intanto sto cercando di procedere con tutti i lavoretti qua a casa. Devo andare a fare il letto perché oggi ho fatto il cambio lenzuola, quindi devo andare a fare quel lavoro lì.